Adesso vediamo Giovanni alle prese, alle prese con le ordinazioni in ungherese. Adesso rido. Cazzo, l'unica toppa ungherese. Buono che qui non usano darti i sacchetti. Cos'è sta schifezza? Porca troia. Banananco. Da quanto ho capito io volevo una bistecca e la coppa e la bistecca non ci sono. Però qui c'è una sorta di stufato. Ah. Stanotte mi sa che andrò al bagno. Quindi pezzi di cadaveri tipo in salamoia. Esatto. E sta roba qua che cacchio è? Borzeve? Questa si capisce la mozzarella. Vabbè, questa è mozzarella. Sta borzeve, il bordo di Eva. Cos'è? Qui dovrebbe essere una roba un po' con clitoridazea, no? Il bordo di Eva, no? Non lo so, con le non so, dico io. Ci sono tanti puttanai e che se brutte come ha fame e tose qua, porco cane. E io non capisco questo vizio di Giovanni di portarmi sempre in periferia, cioè guarda, nel deturpamento, porco cane, eravamo là in mezzo alle robe da skate, non so. Cassetta della posta austro-ungarica. Impianto elettrico austro-ungarico. E la farmacia austro-ungarica la contraddistingui dal simbolo, no, del serpente che prende la balla nel bicchierino di prosecco, anche se sono più un martini dry. I veri negozietti tipici che trovi in periferia. Porco cane, qui ci sarebbe stato il mercatino, ma come da noi cioè, chiudono già a metà mattinata. La bancarella del miele, guarda quanti. E qui a sinistra praticamente il mercato della frutta e della verdura. Io mi sarei preso volentieri qualcosa, solo che io non ho cambiato, quindi se prendo al supermercato in modo tale che uso il bancomat o meglio ancora la carta di credito se devo andare in posti strani. Io ho una carta di credito ricaricabile e l'ho ricaricata proprio per evitare, non so, clonamenti di bancomat, cose strane. Non so. Fichissimo, di no, guarda che robe. Guarda che robe, questo è figo da camperizzare con ste ruotine qua, tra l'altro, guarda che bello. Tanto cazzo figata. E che poi niente, poi vedi Giovanni e ti rovina tutto. Allora qua vendono elado, o forse vuol dire te la regalo. Appunti di viaggio, fino ad ora non abbiamo passato dogane, frontiere, cioè siamo entrati diretti, Italia, Slovenia, che ovviamente già si sapeva, e Ungheria. E dopo tutte le cose tipiche austro-ungariche abbiamo anche il camper austro-ungarico dell'Imer con la CCTV, forte. Guarda che bella la... Sì, è l'epoca, è pieno di adesivi degli allarmi, si vede che usano ciulare. Cioè non è metallo questo, plastica? Sì, ma guarda qua che hanno già provato anche a forzargli la serratura, vedi? Sì. Chissà i nostri, meglio stare attenti ai nostri, Quella madonna, guarda che bella telecamera che gli ho messo. Sì? Dove? Qua? Sì, ma sarà finta. È per caricare qua, come fa a caricare? Bello comunque. Bene, quindi hai visto anche il camper austro-ungarico. Bar da sky, quello sì, bisogna dirlo. Appunti turistici, sia nei giardini che nei parchi si usano molto i tulipani. Tete, Casa Adams. Certo che ho anche lo zaino che pesa perché giustamente io mi porto via ovviamente il portafoglio. Devo togliere il libretto del camper e mettermelo in zaino, bravo che me l'hai ricordato. E il Surface, la GoPro e... Buongiorno l'Italia, mi sono appena alzato dal letto, sto aspettando che il Giovanni si muova, che partiamo. È stato bellissimo qua, divertentissimo, siamo in Ungheria, no? Dove c'è quel lago gigante che non mi ricordo il nome, ma dopo vabbè ti scrivo tutto ovviamente. E io vorrei partire per la Serbia, voglio andare in Serbia, ho letto, diciamo, le informazioni, dicono che su vari siti che è una città sicura, diciamo, come delinquenza, non c'è particolare delinquenza sia nelle piccole che nelle grandi città, quindi insomma mi sentirei anche più tranquillo lì che qui. e dicono che c'è un'ospitalità molto accentuata, un po' particolare nel senso che può risultare non smielosa, no? Un po' apparentemente più fredda, però non è difficile, almeno così leggo, insomma, trovare delle persone che ti invitano a dormire, a alloggiare a casa loro, cioè capisci? Quindi sì, noi abbiamo già la casa, quindi non avrebbe senso, però è una cosa secondo me importante, anche perché abbiamo tanta Serbia da fare, cioè voglio dire, come chilometri la Serbia è un bel pezzo, insomma. Accontentato Giovanni, siamo a Kaposvar, andiamo? Hop hop. La città che fa un po' schifo a Singano, spuzza tipo da gas, cioè con tutto il rispetto, ma voglio dire, avevamo mete più ambite.
E qui invece abbiamo Giovanni che ci porta a visitare un centro commerciale e Zingano che nel suo interiore, diciamo, bestemmia un po' in tutte le lingue. In questo caso non so se in ungherese o in serbo. Siamo già in Serbia o siamo ancora in Ungheria? Non è per leggere, è per le cose che servono, la banca. Ma che la banca, porca puttana. In camera puoi vedere Zingano che inizia a aversela un po' su col Michele, perché stiamo perdendo un po' di tempo prezioso, no? E io volevo andare a PEX e invece niente. Siamo qui in questa specie di mestre ungherese, questa periferia, diciamo, no? Alla ricerca di un casso di bancomat. Perché? Perché deve prendere le cartine. Ma non ho neanche mica capita sta roba, siamo praticamente già in Serbia e lui no, deve cambiare i soldi ungheresi. Ah, Giovanni! Ah! Fra un po' siamo in Serbia, che cazzo cambia i soldi ungheresi? Abbiamo 1000 più 1000 chilometri di Serbia. In realtà lui aveva puntinato qua e non si sa cosa. No, gran calma. Cos'è che ho fatto io? Cosa avevi puntinato Ho qua? puntinato un cazzo, ti ho detto e ti ripeto che avevo messo il parcheggio del Lidl e la città c'era scritto niente di che, proprio perché se eravamo stanchi ci fermavamo qua, no? Hai capito? Quindi anche te non fermarti qua, va via, va avanti! Eccolo qua che ha trovato il suo Change Valutas! Ed io dopo aver letto tutti quei cartelli, no, sui borseggiatori, diciamo col gimbal e la Sony mi sento tranquillo come un fagiano in una gabbia ai leoni. Però tanto tu puoi andare alla Lidl a fare le stesse. No, aspetta, lo inculo in senso metaforico. Cambi? No, perché aveva fatto fare tutta sta strada, tutti questi casini, perché doveva cambiare e adesso no, beh, ma aspetta, dopo vado alla Lidl, faccio un po' di spesa. No, adesso cambi. Porca troia. Signora, porta pazienza, d'altronde sei così. Vabbè, ormai andiamo a vedere la chiesa storica. Cioè, ormai che siamo qua. Certo che qua hanno dei contraccettivi, niente male. Vedi, in cambio, se vuoi venire qua col camper nell'isola pedonale, vedi, ti ricarichi l'acqua. È simpatico. Allora, vieni a prendere un caffè? Vabbè, no, vai tu a berti il latte macchiato, io vado a vedermi la chiesa. Mamma mia, senti che da segue. Da dove viene fuori? Dalla gelateria? Porca miseria, è proprio da segue, è il paese per me sto qua. Strada in pianura, più o meno, insomma, collina, pianura. Limiti 60 e segue. E poi comunque ste robe un po' ancestrali. Ma che bella la statuetta dedicata al fufo. C'è scritta sta roba qua, ma io non capisco. Ah però, io devo farmi sa che tutta sta gente qua. E quello cos'è? Perché vedi, hanno tutti sti edifici, no? Con sti tetti a punta e li confondi tutti con le chiese, no? Quella non è una chiesa. Questa è la chiesa. E te pare che Zingano non entra? Via, dentro. Nepomukis Zanos. Santi e madonne pesi dappertutto. Vedi, è vero che è colpa mia che lo seguo, ma lui ha sto brutto vizio di andare nelle periferie. Cioè lui le periferie sono tutte sue, proprio è una calamita, no? Vedi? Forse anche lui voleva utilizzare quella strategia psicologica del deturpamento grazie al capo che ci fai passare, ossia ci fa vedere prima tutti sti posti qua un po' angusti e in modo tale che dopo arriviamo nei posti più belli e giustamente te dall'oscurità passi alla luce e dici wow che bello, hai capito? Ti dà quell'effetto di stacco. Probabilmente sì, Giovanni ha scelto questa filosofia.